Siccità, ufficializzata la nomina del presidente Zaia commissario per l'emergenza, priorità le opere di stoccaggio dell'acqua, dice, rientrata la situazione più grave delle ultime 24 ore, quella di Caorle. La pioggia stenta ad arrivare, il Brenta in secca, si contano i danni in agricoltura nel quartiere del Piave, danni per le forti raffiche di vento di questa notte, divelto il tetto di un cimitero. Ennesima tragedia sulle strade del Padovano, 2 fratelli di origine marocchina sono morti all'alba a Monselice, la loro auto è finita in una canaletta. Eseguite dalla squadra mobile di Verona 16 misure di custodia cautelare a carico di altrettanti giovani, maggiorenni e minorenni ritenuti responsabili delle violente aggressioni a rider e coetanei. Febbre del Nilo, primo caso nel Vicentino, contagiato un camionista di 54 anni. A Padova 4 nuovi ricoveri, 2 pazienti con sintomi sospetti anche nella Marca. Elezioni politiche, mentre nei partiti si scatena il totonomi, siamo andati a sentire se i cittadini intendono andare a votare e i più si dicono contrari all'astensionismo. Da Isola Vicentina a Palazzo Balbi, sede della regione, la copia della stele di 2400 anni fa che riporta le prime tracce del nome Veneti, ritrovata negli anni 90 in località San Marco. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Ancora una volta la questione idrica, la siccità in apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali. Una situazione che si complica giorno dopo giorno, ora dopo ora. Proprio oggi il presidente del Veneto, Luca Zaia, è stato nominato ufficialmente commissario per l'emergenza. La priorità per Zaia va a questo punto alle opere di stoccaggio dell'acqua. In queste ore stiamo assolutamente faticando rispetto alle risalite del cuneo salino che, come nel caso di Caorle, vanno a intaccare il potabilizzatore, quindi acqua che non è potabilizzabile, quindi abbiamo dovuto creare una condotta. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato stanotte per garantire l'acqua a Caorle, che significa acqua per i nostri veneti, ma acqua per tutti i turisti che ci sono, quindi acqua sicura, acqua pulita, acqua potabile. L'ultimo fronte è quello di Caorle, ma la lista ormai si allunga di ora in ora, intere frazioni senza acqua, agricoltura in ginocchio, canali prosciugati e le previsioni, sottolinea lo stesso Zaia, non prevedono inversioni di tendenza nel breve termine. Il presidente della regione lo evidenzia nel giorno in cui diventa ufficiale e operativa la sua nomina a commissario per l'emergenza, con soggetto attuatore il direttore di Veneto Agricoltura Nicola Dell'Acqua. 4.800.000 euro la cifra messa a disposizione per le prime urgenze dal governo. Sono pochissimi, però comunque è importante iniziare. Già iniziare, anche perché forse questa estate 2022 non sarà un'eccezione e dunque accelerare sulle opere di stoccaggio dell'acqua diviene la priorità. Le previsioni ci dicono questo, stiamo parlando di $500 miliardi, approfittare di cave dismesse, di tutti i invasi che abbiamo, crearne una rete in modo tale di avere un serbatoio, una riserva idrica anche per la prossima estate. I fondi non sono reperibili con risorse proprie, però abbiamo un bel salvadanaio che si chiama piano PNRR e direi che il governo deve rinegoziare e fare in modo che si investa sulle emergenze e non su cose inutili. Nel frattempo a fare la differenza sono i comportamenti, anche per evitare il propagarsi di nuovi incendi. Qualsiasi fiamma libera o qualsiasi minima favilla, penso al mozzicone di sigaretta che non si dovrebbe buttare comunque per terra, piuttosto che il barbecue fatto in luoghi dove non si può fare il barbecue, o altre fiamme possono dar vita poi a dei disastri come quello che abbiamo visto ad esempio a Bibbione, dove 150 ettari di pineta storica, secolare, è stata rasa al suolo. E ci sono situazioni estreme, vi abbiamo riferito di Caorle, ma non è andata meglio a Valdobbiadene, in particolare in 2 frazioni, a Guia e a San Floriano. Questa la cronaca di giornata di Daniela Sizia. Sono una ventina le famiglie che per 3 giorni sono rimaste completamente senza acqua, costrette a lavarsi o cucinare utilizzando le bottiglie acquistate nei supermercati. Alcuni cittadini si sono invece recati da amici per riempire le taniche. Una situazione difficile soprattutto nelle abitazioni dove vivono anziani. Da 3 giorni praticamente e siamo senza acqua. È un disagio non indifferente perché siamo nel 2022 e trovarsi senza acqua non è facile, insomma, soprattutto se si hanno anziani in casa. Come avete fatto? Niente, era un po' la meglio. Come abbiamo fatto? Abbiamo preso ieri sera comunque avevamo un po' d'acqua, altrimenti zero. Niente, qui c'è che da un'altra famiglia andare a prenderla. Aprivate il rubinetto e non c'era niente? Niente.
Neanche per lavarsi né per cucinare? Niente proprio. Andare a prendere col secchio e basta, per un goccio d'acqua. Rimasta senza acqua anche una cantina. Siamo stati senza acqua per 3 giorni e anche di più. È stato un po' impegnativo, dovendo non solo accudire le faccende domestiche ma anche avendo una cantina, e quindi... Come avete fatto? Mio marito si è adeguato, è andato a prendere acqua da un'altra parte e con la pompa ha pompato sia acqua in cantina che acqua ai piani alti della casa, perché abbiamo dei meccanismi in cui noi possiamo permetterci di farlo. Sono state giornate davvero difficili per molte famiglie. Anche noi il primo giorno ci siamo dovuti lavare con le bottiglie di acqua, quelle comprate al supermercato. Cioè, un disagio non da poco questo. Sì, e che noi siamo tutti autosufficienti, so di situazioni di famiglie con anziani che veramente sono andati molto male, insomma, anche perché un anziano, noi in qualche maniera ce la facciamo, l'anziano non è che puoi metterlo dentro la vasca da bagno e lavarlo con le bottiglie di acqua. Queste famiglie stanno tirando ora un respiro di sollievo, ma l'esasperazione dei giorni scorsi è rimasta. Arrabbiati anche. Un po' diciamo di sì, perché se erano 40 anni fa era un discorso, non c'era, ma al giorno d'oggi che praticamente ci sono tutte tecnologie e via dicendo, trovarsi senza acqua è un disagio non indifferente, insomma. E siamo sempre penalizzati noi più che altro, perché la zona in fondo al paese naturalmente l'acqua arriva. E il nostro viaggio nel Veneto che ha sete ci porta adesso a Vigo d'Arzere sul fiume Brenta. Questa è la corrispondenza di Francesco Ratai. Siamo nel letto del fiume Brenta, al confine tra Limena, alle mie spalle, e Vigo d'Arzere, di fronte a me. Quello che vedete però è il letto di un fiume senza acqua. Qua il canale ha il massimo deflusso del Brenta e, come vedete, il resto sono pietre. Nella storia di Vigo d'Arzere vedere questa situazione qui del Brenta non è una cosa normale e che non si è neanche verificata molte volte nel tempo, per cui vuol dire che la situazione è veramente drammatica, perché siamo abituati a vedere il Brenta impetuoso, no? Quello che vediamo dietro di noi sono proprio anche delle opere che sono state fatte per ridurre questa capacità, questa diciamo dirompente del fiume, per cui vederlo in queste condizioni vuol dire che siamo in un contesto, in una situazione che è drammatica. 3 fiumi in sofferenza, anche il Brenta, il corso d'acqua che dei Monti Trentini bagna anche l'Alta Padovana. Un fiume che vi abbiamo raccontato negli anni per il rischio di esondazione, sempre carico d'acqua, e che oggi invece si presenta vuoto. I frangiflutti sono desolatamente senza acqua. Quella che vedete alle mie spalle non è un'opera d'arte contemporanea, ma un'opera ingegneristica fatta per rallentare il decorso del fiume, perché solitamente il Brenta è un fiume molto impetuoso, ora è praticamente secco. L'acqua, che solitamente scorre abbondante, è un lontano ricordo. Quelle che mi trovo davanti sono chiamate cascatelle di Limena. È evidente che non c'è più acqua e non c'è nessuna cascata. Una siccità che fa male alle colture. In un territorio a vocazione agricola come quello di Vigo d'Arzere i danni sono ingenti. In totale 380.000 euro di danni dall'anno scorso a quest'anno per quanto riguarda il mancato raccolto delle colture. Primo fra tutti il mais, che è ancora in campo sulla pianta, e poi c'è in seconda battuta la soia. Mais fino a 200.000 euro di danni, la soia arriva quasi a 80.000 euro di danni, e poi seguono i foraggi, le piante da orto e le viti. Questo è un campo di soia. Lo vedete, in alcuni punti le piante non sono cresciute a causa della siccità. Gli agricoltori dovranno anticipare i raccolti per cercare di salvare il salvabile. E anche in questo campo, lo vedete, le piante stanno soffrendo. Le associazioni di categoria avvertono: i danni saranno molti, perdite stimate in regione per 800 milioni di euro. Un dramma per il comparto, ma anche per i consumatori.
Lanci d'acqua e di schiumogeni sugli incendi scoppiati nella notte alle prime luci di stamani a Lozzo di Cadore e a Piana di Fontana in comune di Longarona al confine con il territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. All'opera un Canadair e l'elicottero dei servizi forestali e regionali con l'ausilio delle squadre dei vigili del fuoco che hanno operato da terra. Fortunatamente si è trattato di 2 roghi contenuti. A Lozzo in particolare sono andati in fumo 2500 metri quadrati di bosco e di piante schiantate dalla tempesta Vaia. Eppure in alcune zone è stata una notte, la scorsa, caratterizzata dal maltempo, da raffiche di vento molto forti e pioggia battente. Ci sono stati danni nel quartiere del Piave, nella zona di Farra di Soligo. Questa notte il forte vento ha fatto sì che la copertura della parte sud del cimitero venisse completamente sradicata. Abbiamo calcolato questa mattina con gli operai, mentre mettavamo in sicurezza l'area, circa 160 metri quadri di copertura. Nella nottata si è alzato un vento fortissimo che in poco tempo ha provocato danni soprattutto nel quartiere del Piave. Oltre al cimitero di Farra sono state letteralmente strappate le guaine di alcuni loculi nel camposanto di Col San Martino. Ci sono stati anche delle abitazioni che hanno subito, diciamo così, della caduta di coppi piuttosto che di rottura di qualche finestra e ovviamente degli alberi sulla parte verso la pianura, per cui insomma gli operai sono tutta questa mattina che sono a lavoro per cercare di ripulire al meglio le strade e sistemare dove ci sono stati fenomeni di interruzione delle strade da parte della caduta di alcuni alberi. Toccate in maniera marginale anche le zone dei comuni di Valdobbiadene, Nevidore e Pieve di Soligo, dove si sono registrate diverse cadute di alberi. Vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per mettere in sicurezza le strade e rimuovere rami e ramaglie cadute sulla carreggiata, mentre a Farra di Soligo i danni sono consistenti, come ci spiega il sindaco. Questa mattina, quando abbiamo fatto il sopralluogo, abbiamo visto, io mi sono messo le mani nei capelli, perché tutto questo è un in più. Già abbiamo dei costi enormi per sostenere l'aumento di bollette e le utenze varie. Questo è un in più che va ovviamente a gravare sulle casse del comune. Non ci voleva, è chiaro, perché ovviamente quei soldi li avremmo impegnati da altre parti e quindi cosa fare? Ci rimboccheremo le maniche come siamo abituati a fare, stringeremo i denti e risistemeremo anche questa cosa. Ritorniamo a occuparci della tragedia sulla Marmolada. Entro la fine di questa settimana, riferisce l'ANSA, è prevista la ripresa dell'attività di ricerca dei resti delle vittime. Rispetto ai giorni scorsi le temperature in quota si stanno abbassando e tale circostanza agevolerà le ricerche anche con squadre da terra. La commissione tecnica tuttavia assumerà una decisione definitiva sulla base delle previsioni meteo per i prossimi giorni. La cronaca ci porta adesso a Monselice per uno schianto all'alba che è costato la vita a 2 giovani. Nessun segno di frenata sull'asfalto con l'auto che forse a causa della velocità finisce cappottata dentro la canaletta che corre a fianco della rotatoria. Non c'è stato scampo per 2 giovani lavoratori di origine marocchina, 2 fratelli di 38 e 32 anni, residenti a Monselice e Conselve, morti poco dopo le 6 lungo la strada provinciale 5 in via Avanzo a Monselice. L'auto arrivava da Monselice, è scesa nella canaletta più o meno all'altezza di questo punto, ha divelto un cartello che è trovato nella sua strada. Il cartello, guardate, è finito lì in fondo. Della Fiat Stilo Station Wagon, sulla quale 2 uomini viaggiavano, sono rimasti solo i rottami. Il conducente, 38 anni, è morto sul colpo. Pochi istanti di vita in più per il fratello che gli viaggiava al fianco, estratto dalle lamiere del veicolo dai vigili del fuoco. Il suo cuore è ceduto nell'ambulanza che tentava un disperato viaggio verso l'ospedale. A dare l'allarme un vigilante è arrivato sul posto. Un botto sentito da tutti i residenti al lavoro lungo l'argine per raccogliere i pochi resti rimasti, piccoli tasselli di 2 vite finite in pochi istanti. Stava aprendo il cancello. No, stava aprendo il portone di entrata, lo stava aprendo in quel momento. Non ha visto la dinamica perché era girato, ha capito? Ha visto solo girandosi un gran fumo e un articolato bianco che se ne andava. A cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto ai carabinieri, i 2 fratelli, regolarmente residenti in Italia, erano diretti al lavoro in un cantiere edile, una strada di collegamento via Avanzo, a ridosso del casello di Monselice della A13, usata come scorciatoia per la Monselice Mare. Una strada pericolosa via Avanzo a Monselice, dove i residenti ci raccontano i limiti di velocità non vengono rispettati e ci sono state anche altre vittime.
La Polizia di Stato di Verona ha eseguito 16 misure cautelari nei confronti di un gruppo di giovani appartenenti a una baby gang veronese ritenuta responsabile di rapine, furti, ricettazioni, indebito utilizzo di carte di credito, estorsione, violenza privata e lesioni ai danni soprattutto di coetanei commessi tra settembre 2020 e novembre 2021. Le indagini sono state avviate dalla squadra mobile dopo 2 episodi di rapina ai danni di 2 fattorini stranieri, 2 rider che erano stati brutalmente aggrediti e derubati mentre consegnavano delle pizze. Le azioni venivano filmate e diffuse anche attraverso i social network. Il nuovo fronte della West Nile, c'è il primo caso nel Vicentino, si tratta di una 50enne. Il nostro comune è stato colpito da un contagio della zanzara West Nile. La West Nile arriva nel Vicentino, fortunatamente senza esiti letali. Sta meglio il 54enne di Ponte di Barbarano infettato dalla puntura di una zanzara. Si tratterebbe di un camionista che, dopo aver accusato i sintomi tipici, mal di testa e febbre, è andato al pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo. L'uomo, che per lavoro gira tutto il Veneto, quindi potrebbe essere stato punto fuori dal Vicentino, è in miglioramento. Il comune sta proseguendo nella campagna di disinfezione, ci saranno ulteriori passaggi nei prossimi giorni, non dobbiamo esasperare la cosa. A Barbarano Mossano sono in corso i trattamenti di disinfezione anti-zanzare. L'allarme è scattato 20 giorni fa, quando alcune zanzare infette, positive al virus, sarebbero state catturate dalle trappole collocate dai tecnici dell'Istituto Zooprofilattico di Legnaro nell'ambito del programma di sorveglianza integrata della Regione Veneto. Solite precauzioni per la lotta alla zanzara West Nile, limitazione dei ristagni d'acqua, l'uso dei idrorepellenti, l'uso del condizionatore o dei ventilatori all'interno dei fabbricati, quando si fa accesso per tempo prolungato agli orti e ai giardini, vestirsi il più possibile e coprirsi. E tra l'altro nelle ultime ore 4 nuovi ricoveri si sono registrati sempre sul fronte della West Nile a Padova. 2 pazienti con sintomi sospetti invece si trovano nella Marca trevigiana. Veniamo adesso alle elezioni, mancano poco meno di 2 mesi al voto e vediamo se i trevigiani sono pronti. Elezioni politiche, 25 settembre, crisi di governo, lei che cosa ne pensa da cittadino? Tutto male, grazie. Come mai? È una delusione. Andrà a votare? Votare sì, perché è un impegno ed è dovuto questo impegno da tutti. Cosa farò? Dovrò pensarci bene, grazie. Ma le piaceva l'attuale governo? Certo. Perché? Perché era il massimo che poteva avere l'Italia in quel momento. E ce l'hanno proprio giocato così a 3-7. Non ho assolutamente nessun tipo di idea perché ancora non ci ho capito nulla. Intanto sono contrario che Draghi sia caduto, poi si starà a vedere le ultime proiezioni, vedrò gli ultimi abbinamenti dei partiti e poi deciderò. In questo momento non ho assolutamente un'idea chiara. A lei piace Draghi? Sì, molto. Come mai? Perché aveva le idee chiare e diceva pane pane e vino al vino. Vuoi l'aria condizionata o vuoi le tasse, in pratica? Quello abbiamo sbagliato sicuramente a cambiare. E si potevano evitare e si poteva andare sicuramente in primavera per il voto come era previsto. Ritengo che sia solo una complicazione al momento. Lei andrà a votare? Certamente. Ma certo che andiamo a votare. Cosa ne pensa di questa crisi di governo e Draghi che cade? Sono contentissima. Come mai? Perché io non ritengo che abbia fatto delle cose importanti e indispensabili per il Paese. Sinceramente speravo non andasse così, forse era meglio continuare con questo governo e dopo la legislatura finisse normalmente. Però è andata così e andremo a votare. Era abbastanza prevista questa crisi, secondo me non poteva restare comunque Draghi per così tanto tempo, nel senso che comunque è giusto che sia il popolo a decidere chi.
Una riproduzione della stele di 2500 anni fa in cui si trova inciso per la prima volta un riferimento ai Veneti è stato donato alla regione, a Venezia. L'originale, pensate, fu trovato a Isola Vicentina. Da oggi a Venezia, nella sede della Presidenza e della Giunta regionale, c'è una riproduzione fedele della stele del IV secolo a.C., che rappresenta la più antica testimonianza archeologica in cui compare un riferimento ai Veneti. La pietra originale fu scoperta per caso nel 1992 ad altura di Isola Vicentina. Il ritrovamento avviene durante l'escavazione di una cava d'argilla. La benna dell'escavatore batte addosso questo grosso sasso che poi viene analizzato e l'archeologia riconosce qui per la prima volta le parole a Veneto, Venetcens, genti venete, e quindi diventa da sasso a reperto. E ora le stele è custodite presso il Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza. Il sindaco di Isola Vicentina, Francesco Enrico Gonzo, è arrivato a Palazzo Balbi con i rappresentanti del gruppo Bice e Leon, che ha curato la realizzazione e la donazione della stele. Il professor Alessandro Mocellina ha aiutato a destreggiarsi nell'arduo compito di lettura della lingua di allora, il venetico. Il nome Veneti in venetico si legge qui: V-E-N-E-T-K-E-N-S, Venetkens, quindi probabilmente Venet, l'etnonimo vero e proprio, gens o Venetikens, quindi un'aggettivazione di Veneti. E riuscite anche a tradurre il resto di quello che è scritto. Una stele parlante direbbe mi ha fatto Iaz, e che è stato praticamente, nonostante fosse host, fosse uno straniero, un esterno, un ospite dei Veneti, si è sentito come a casa propria e ha consegnato questa stele ai Veneti in venetico. Pur avendo circa 2500 anni, quella della stele non è la più antica apparizione conosciuta del termine Veneti, che compariva già nel 700 a.C. in uno dei libri più popolari della cultura europea, l'Iliade di Omero. Il libro secondo al catalogo delle navi, l'elenco degli alleati dei Troiani. In sostanza i Veneti erano alleati dei Troiani e quindi hanno perduto. E la regione Venezia, la Venetia anzi, prende il nome dai Veneti, i quali sono, secondo le fonti antiche, gli stessi che erano vicino a Troia e poi si sono trasferiti, ma d'altronde chi conosce la storia dei Veneti sa che quella non è stata né la prima né l'ultima emigrazione. Adesso invece vi raccontiamo la storia di Pedro. Uno di famiglia, Pedro, questa simpatica tartaruga maschio, regolarmente dotata di cipe registrata, che da anni fa compagnia al figlio di Claudio, cittadino di Casale di Scodosia. Il figlio in vacanza. In questi giorni d'estate Pedro viene portato a casa di Claudio, dove trascorre le sue giornate tra l'insalata dell'orto. Tutto bene fino a giovedì scorso, quando rientro a casa la sera Pedro era sparito. Senza perdersi d'animo, Claudio ha iniziato le ricerche con tanto di cartelli appesi in paese. Una ricerca che ha coinvolto tutta la comunità di Casale di Scodosia. 2 le segnalazioni arrivate dagli avventori del vicino bar Duca Caffè, 2 i sopralluoghi rivelatisi fallimentari. Nessuna delle tartarughe segnalate era Pedro, che ha una singolare crocetta sul carapace. Poche ore fa il terzo buco nell'acqua, seguito dal sospiro di sollievo. In mattinata Pedro è stato notato passeggiare proprio dal titolare del Duca Caffè, Luigi, che ha riaffidato la tartaruga in fuga a Claudio. Non aveva fatto molta strada Pedro, 20 metri appena, che dopo 6 giorni è tornato affamato a camminare pacificamente tra la fresca insalata in attesa di finire le vacanze. È tutto dal Veneto anche per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo, buon proseguimento. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate. Benvenuti al meteo. L'anticiclone africano perde ancora forza. Mercoledì 27 luglio, clima meno rovente e tempo via via più buono. Vediamo insieme il dettaglio. Condizioni sul Veneto di tempo ancora debolmente variabile. Saranno possibili nelle ore mattutine alcuni piovaschi, specie nei settori più meridionali della nostra regione. Al pomeriggio consueti rovesci sulle zone montane.
Temperature un po' meno calde e afa in attenuazione, minime tra 16 e 25 gradi, massime comprese invece tra i 29 e i 32 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui prevalenza di sole, avremo occasionali temporali pomeridiani in montagna. Temperature minime tra 20 e 25 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Sarà soleggiato al mattino, ma nel pomeriggio non si esclude qualche acquazzone a carattere sparso. Temperature minime intorno ai 18 gradi, massime sui 30 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3. Autodemolizioni Signor, a Villorba dal 1969 al vostro servizio. Rottamazione auto, vendita ricambi nuovi e usati, vendita autovetture sinistrate o usate.